Atti del processo sul disastro del Vajont dall'Archivio di Stato sono arrivati sul tavolo della Procura. Nel 50° dalla tragedia che costò la vita a 1910 persone si prospetta una inedita lettura di quanto accade il 9 ottobre del 1963. Sono i figli del notaio che registrò atti di vendita dei terreni che davano sul bacino del Vajont a rendere noti i racconti del padre. La frana del TOC sarebbe stata accelerata volutamente dalla SADE. Il notaio Isidoro Chiarelli riportò quanto sentito nel suo studio durante il processo dell'Aquila. Ho aperto un fascicolo di indagini preliminari, diciamo atti relativi, per cui non c'è nessuna ipotesi di reato e si tratta solo di verificare la fondatezza di questa notizia. Ma perché solo ora? Se uno voleva cercare una verità nascosta, ammesso che questa verità ci sia, poteva anche dirlo prima, non c'era bisogno di aspettare il 50° anniversario del disastro. Come valuta questa notizia il sindaco di Longarone? Alcune sono sicuramente scioccanti perché fanno vedere una realtà di cui ovviamente è da verificare. Adesso con la digitalizzazione di tutta la documentazione del processo dell'Aquila magari si cercherà di individuare se ci sono proprio situazioni di deposizioni che possano dar atto a quello che è stato dichiarato. Non è un accertamento teso a nuove responsabilità, tutt'al più a cercare di capire perché un processo è stato fatto e se è stato fatto nei confronti, se dovesse essere fatta un'indagine nei confronti delle stesse persone, è chiaro che non si potrebbe procedere per il principio del ne bis in idem, vale a dire non si può processare 2 volte una stessa persona, ammesso che queste persone fossero ancora vive.